ritrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia. In apertura un omicidio avvenuto in provincia di Enna. I carabinieri di Pietraperzia hanno arrestato in queste ore una donna di 32 anni per l'omicidio della suocera Margherita Margani di 62 anni. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima. Secondo una prima ricostruzione avrebbe aperto la porta alla nuora con cui vi sarebbero stati frequenti litigi e sarebbe stata aggredita con un'arma da taglio, probabilmente un coltello o un paio di forbici che l'hanno raggiunta alla gola. Ieri sera all'ospedale di Baggiovara di Modena Daniela Agata Iello, una giovane di 17 anni originaria di Catania ma residente in Emilia, è purtroppo deceduta dopo 5 giorni di agonia. La ragazza è stata investita domenica pomeriggio mentre attraversava un passaggio pedonale insieme a un'amica. Il SUV che le ha colpite era guidato da un calciatore di 32 anni sottoposto ad alcol test e risultato negativo. Il suo veicolo è stato posto sotto sequestro. Attualmente è indagato per omicidio colposo. In gravi condizioni l'altra giovane travolta. E rimaniamo in tema di incidenti stradali, ci spostiamo però a Fiumefreddo di Sicilia, dove ieri sera in via Badalà si sono scontrati due veicoli, una Citroen C3 che stava a quanto pare effettuando un sorpasso e un Audi che viaggiava nella direzione opposta. 6 le persone rimaste ferite, quella più grave è la conducente della Citroen, una 19enne di Sant'Alfio che è rimasta intrappolata nell'abitacolo. Sono 110 migranti giunti a Lampedusa su 3 imbarcazioni nella notte. Al momento l'hotspot di Contrada Imbriacola ospita 489 persone. Una donna che era stata trovata in mare aperto con un salvagente è stata trasferita all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in elisoccorso ed è in grave stato di shock e ipotermia. Il sindaco Mannino lancia un appello al governo Meloni affinché non li lasci soli a gestire questa immensa tragedia. La Presidente del Consiglio, che si trova in visita a Stoccolma, risponde che il tema fondamentale rimane la cooperazione, offrire alternative a chi fugge. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti nel pomeriggio alle ore 16.